Cari telespettatori, siamo con Maria Pistorello, segretaria dell'OSPI CGIL di Vicenza, e parliamo di una cosa molto importante, ovvero, segretaria, di che cosa? La riforma della disabilità. Ecco, è arrivata, cioè è già stata sperimentata a Vicenza. Esattamente, si tratta della legge 62 del 2024 che partirà per tutta Italia dal 1° di gennaio del 2027. Vicenza è già in sperimentazione dal 30 di settembre scorso, al 1° di marzo partiranno con la sperimentazione anche le province di Treviso, Venezia e Verona. Cosa comporta? Esatto, cosa comporta questo cambiamento? La cosa principale, senza entrare nel merito di cosa contiene tutta quanta la riforma, attualmente per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità si andava prima dal proprio medico o da un medico appositamente scelto per compilare un certificato medico, dopodiché si portava il certificato medico al patronato INCA, al patronato nel nostro caso come CGIL il nostro patronato di riferimento è l'INCA, e l'INCA provvedeva a trasmettere la documentazione all'INPS per la richiesta poi di visita che avrebbe portato al riconoscimento dell'invalidità. Ora invece con la riforma hanno tolto questo passaggio, quindi sarà il medico che redige il certificato, che si chiama tecnicamente certificato introduttivo, che lo manderà direttamente all'INPS. L'INPS poi manderà un messaggio di risposta, di ricevuta della certificazione. Io però avviso tutti quanti che una volta ricevuto questo messaggio dall'INPS che ha ricevuto il certificato introduttivo, si deve prendere comunque contatto con il patronato INCA nel nostro caso, perché c'è tutta una documentazione da inoltrare all'INPS per la fase concessoria della domanda in caso si abbia diritto ad un assegno economico. Se il medico non fosse in grado di predisporre, non volesse predisporre, visto che non è obbligato per legge questo certificato, cosa si fa? Beh, se il proprio medico di famiglia non predispone il certificato medico introduttivo, per quanto riguarda per esempio la CGIL di Vicenza, il nostro patronato INCA ha fatto una convenzione con alcuni medici certificatori e noi abbiamo in 3 sedi, a Vicenza, a Bassano e a Schio, abbiamo su appuntamento dei nostri medici convenzionati che possono redigere il certificato. Lo stesso presumo che faranno anche le province, anzi sono certa che faranno anche le province di Treviso, Venezia e Verona, che partiranno dal 1° marzo con la sperimentazione. Perfetto, grazie Maria Pistorello. Ricordatevi, per queste province, prima che inizi la sperimentazione, fate tutto entro il 28 di febbraio. A presto, buon proseguimento.